Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per l'emergenza coronavirus. Come previsto già nei giorni scorsi è stato un piccolo picco nei positivi, siamo arrivati a 3. Adesso insomma non ci sono stati comunicati nuovi casi, il che insomma rientra nel trend che ci aspettavamo rispetto a questa fine emergenza, diciamo così. Sappiamo tutti quanti che probabilmente ai primi di maggio ci sarà una piccola ripartenza. Sappiamo già che in questi giorni, insomma, con la nuova ordinanza del Presidente Zaia, che ha eliminato l'obbligo dei 100 metri e inserito il dato della prossimità, che non è un dato oggettivo purtroppo, però si basa sul buon senso delle persone, e soprattutto ha messo come obbligo indossare una mascherina oppure un dispositivo che copra la bocca e il naso e avere a disposizione quando si va magari a fare una passeggiata vicino a casa anche guanti e disinfettanti. Ha inserito l'obbligo di utilizzare mascherina, sempre copertura di bocca e naso e guanti quando si accede in attività commerciali. Queste limitazioni sono delle limitazioni obbligatorie. Quindi se voi siete a passeggiare con il cane, se voi siete a fare attività fisica e non avete naso e bocca coperti tramite una mascherina o tramite qualsiasi altro strumento e non avete con voi del disinfettante e dei guanti, anche se state facendo attività fisica in prossimità, ve lo ricordo, siete sanzionabili da qualsiasi forza dell'ordine, quindi dalla polizia municipale, dai carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia di Stato, a chiunque. Le sanzioni, lo dico chiaramente, vanno da un minimo di 280 euro a 560 euro, la prima fascia, nel caso di reiterazione. Queste sanzioni sono poi moltiplicate, sono poi aumentate, scusate, di un terzo, quindi un terzo di 280 o un terzo di 560, se vi è anche l'utilizzo del veicolo. Queste sono le sanzioni. Le pattuglie della polizia locale sono attive già oggi e saranno anche domani, che è il 25 aprile. Se non utilizzate la mascherina o idoneo dispositivo per coprire naso e bocca e non avete con voi i guanti o disinfettante e siete troppo distanti da casa, queste sono le sanzioni. Siccome adesso è dato un po' di libertà, ho visto anche ieri qualche persona in giro da sola, senza mascherina, oppure in gruppo. Non potete stare in gruppo, dovete stare singolarmente. Queste sono le sanzioni, che dopo non si venga a dire ma non lo sapevo, ma non mi era chiaro, ma perché hanno fatto la multa a me. Queste sono le disposizioni che abbiamo adesso, sono disposizioni che servono a tutelare la nostra salute, la salute anche dei nostri cari. Quindi cerchiamo di rispettarle, siamo quasi alla fine di questo percorso, cerchiamo di non cadere poco prima di arrivare al traguardo. L'altra comunicazione di servizio, anche questo mese Poste erogherà le pensioni, sempre con lo strumento dell'alfabetico, diciamo così. Quindi per quanto riguarda l'ufficio di taglio di Po, verranno erogate le pensioni per i cognomi dalla A alla B lunedì 27 aprile, dalla C alla D martedì 28 aprile, dalla E alla K mercoledì 29 aprile, dalla L alla P giovedì 30 aprile e dalla Q alla Z sabato 2 maggio. Quindi cerchiamo di recarci all'ufficio postale solo se effettivamente abbiamo la necessità di ritirare direttamente la pensione, altrimenti se ci fanno l'accredito sul banco posta, l'accredito sul libretto, evitiamo di recarci all'ufficio postale. Mentre per quanto invece riguarda l'ufficio postale di Oca, le pensioni saranno erogate lunedì 27 aprile dalla lettera A alla lettera K e mercoledì 29 aprile dalla lettera L alla lettera Z. Comunque daremo comunicazione, troverete i messaggi anche davanti alle poste e pubblicheremo anche un manifesto riassuntivo sulla nostra pagina Facebook e sul sito. Domani ci sono le celebrazioni del 25 aprile, quindi domani mattina faremo la deposizione
sarò presente io, comandante della polizia locale, il coordinatore della protezione civile, e ci recheremo nelle frazioni a fare la deposizione della corona. Dopo faremo la deposizione della corona, anche delle corone per il ricordo dei caduti anche a Quattro di Po, e a mezzogiorno e 10 circa faremo la diretta con la deposizione appunto della corona e il discorso del sindaco, il mio discorso, insomma, a memoria dei caduti e a memoria della liberazione, e daremo la possibilità con una diretta Facebook di poter partecipare a chi volesse, insomma, condividere con noi questo momento, perché è vietato, come sapete, la presenza che ci sia il pubblico o altre persone. Cerchiamo anche qua di portare pazienza, chi vuole partecipare appunto c'è questa diretta Facebook, vediamo insomma di riuscire a superare questo momento. Un'ultima cosa, ringraziamo Aliper, perché Aliper ha iniziato da circa una decina di giorni una raccolta alimentare. Chi va a fare la spesa all'Aliper può donare parte della spesa che ha acquistato, e dopo Aliper più o meno settimanalmente la protezione civile va a recuperare il materiale, viene portato alla Caritas, che poi insieme a Foglie Vive inizia a preparare i pacchi e vengono distribuiti alle persone che sono in difficoltà, che ne hanno bisogno. Quindi un ringraziamento anche ad Aliper per l'attività che sta facendo, e un ringraziamento ancora una volta sia ai volontari della protezione civile sia a tutte quelle attività commerciali che ci stanno aiutando per il progetto di solidarietà alimentare. Grazie a tutti quanti voi per l'attenzione, e ci vediamo al prossimo aggiornamento, e ci vediamo sicuramente domani per la cerimonia del 25 aprile a mezzogiorno e 10. Grazie a tutti e buona giornata.